Parola d'ordine: integrazione. Così si può riassumere il percorso che la provincia di Venezia sta tracciando per favorire l'inserimento dei cittadini immigrati nel tessuto sociale veneto. Nel mese di giugno si è infatti concluso il corso Cittadini attivi e responsabili, organizzato dalla provincia con il sostegno della Regione Veneto, rivolto esclusivamente alle associazioni iscritte alla consulta provinciale per l'immigrazione. La consulta per l'immigrazione che vede il coinvolgimento di moltissime associazioni sul territorio. In questi anni il lavoro della Commissione ha portato una progettualità, ha portato a delle discussioni che oggi trovano in qualche modo un momento di sintesi e conclusione con il completamento di un progetto importante di formazione che è stato fatto e che con i fondi che sono stati messi a disposizione della Regione appunto per questa finalità e che ha visto la formazione sia per quel che riguarda la conoscenza della lingua, anche delle nostre istituzioni. Il corso, nelle 46 ore di lezione e laboratorio svolte nella sede CISD di Mestre, ha affrontato alcune tematiche importanti che coincidono con un positivo processo di integrazione. Per esempio si è discusso del mondo del lavoro, della normativa sull'immigrazione, delle politiche sociosanitarie, coinvolgendo esponenti di regione, prefettura, questura, sindacati e mondo della cooperazione. I 18 partecipanti hanno così potuto apprendere tanti aspetti importanti per poter vivere meglio nel nostro paese, esperienza che poi condivideranno con i propri connazionali. La formazione fatta nei confronti di facilitatori che poi riportano all'interno delle comunità è un passaggio che noi riteniamo importante per raggiungere queste comunità e riuscire in qualche modo a dargli quelle informazioni, quegli aiuti che poi portano all'integrazione reale. Grande la soddisfazione anche per gli stessi immigrati che sentono di essere i primi beneficiari di un corretto e completo programma di formazione. Inoltre si aspettano che aumenti il numero di associazioni iscritte alla consulta. È la prima volta dall'esistenza della consulta che un gruppo di associazioni di immigrati promuove un progetto realizzato e proprio messo in campo. E oggi è stata una festa molto importante per noi perché abbiamo fatto vedere alla gente che gli immigrati sono proprio capaci di poter dare il loro contributo. La consulta all'occorrenza l'assessore Grandolfo insieme con la sua squadra ci hanno accompagnato fin dall'inizio, hanno creduto alla nostra capacità di poter produrre un risultato di questo genere e quindi è l'occasione di ringraziarla davvero sinceramente. Quindi chiediamo a tutte le associazioni degli immigrati, soprattutto i rappresentanti che sono alla testa di tutte le comunità, di unirsi, di incontrarci, di venire all'interno della consulta perché insieme facciamo realizzare i nostri obiettivi, cioè di poter facilitare l'integrazione qui in Italia dove stiamo vivendo e dove dobbiamo anche dare il nostro contributo.